stato un risveglio drammatico per Mestre e dintorni dopo la pioggia incessante che in poco tempo ha allagato strade, marciapiedi, garage scantinati. Bissuola, Carpenedo, Zellarino, Marghera, Corso del Popolo completamente allagato. Anche in via Bosso, a Mestre, l'acqua ha invaso le zone più basse. Per fortuna siamo riusciti a tirar fuori le macchine, le moto, tutte le cose veramente importanti, perché l'acqua continuava a salire. Siamo usciti, quando sono uscito per portare fuori la moto, ho visto che il piazzale del parcheggio proprio vicino a casa mia era strapieno d'acqua, sopra i marciapiedi, e nella discesa per scendere ai nostri garage scendeva una cascata, sembrava una cascata d'acqua e continuava a premere, spingeva nei nostri garage. E siamo riusciti a tirar fuori tutto quello che siamo riusciti a tirar fuori. Una situazione mai vista prima, continua. È successo che qualche anno fa che è venuta un po' d'acqua, ma niente a confronto di adesso, qualche centimetro, ma veramente incredibile, sono rimasto sbigottito quando sono sceso e continuava a salire, continuava a salire. È stato veramente dura, insomma, è stato veramente un brutto momento. L'acqua era ovunque. L'acqua era sopra il marciapiede, l'unico posto asciutto era qui dove abbiamo messo le moto, era l'unico posto dove non c'era acqua, tutta l'acqua del piazzale scendeva nella discesa qua e faceva una cascata e entrava tutta nei nostri garage. Il garage allagato, l'acqua fino a 50 centimetri più o meno giù, e effettivamente questo piazzale era completamente pieno d'acqua, tanto che le macchine avevano l'acqua a metà delle ruote, quasi a livello delle porte, insomma è mancato poco che l'acqua andasse dentro le porte. Qualcuno in un'altra zona ha addirittura pensato di attrezzarsi con remi e canoa per potersi spostare. Grossi disagi anche a Favaro e Campalto, con via Gobbi allagata dalla rotatoria di via delle Felci. Sono intervenuti anche i Rangers per aiutare i residenti e i commercianti, come il titolare del panificio da Luca che ha rivolto un messaggio alle istituzioni. La rete fognaria non riceveva e quindi ha cominciato a inondarsi fuori il piazzale e poi ad ogni passaggio di una macchina o di un autobus faceva tipo un'onda e l'acqua ha cominciato ad entrare sempre di più e quindi mi sono trovato una decina di centimetri sotto acqua. Lei però si sente di lanciare un appello, soprattutto in questo caso alle istituzioni. Sì, il mio appello è che noi ormai in questo paese piccolo siamo rimasti pochi negozi, cerchiamo anche di investire del denaro per tenersi sul mercato, però è già la seconda volta che succede questo e ricominciare sempre da capo demoralizza tutti quanti. Sul posto anche il consigliere delegato ai lavori pubblici Piero Trabuio. Sia in via Montecervino che in via Gobbi il rientro delle acque è stato molto più lungo, difatti alle 11, 11 e mezza avevamo ancora tantissima acqua sia su tutte e due le vie, quindi ritengo che sì, sia l'acqua che è stata molto importante come quantità, però ritengo che abbiamo anche un ulteriore problema sui sottoservizi, quindi o un problema di sottodimensionamento delle infrastrutture o un problema di intasamento delle linee, quindi ritengo che sia il caso di fare una verifica più precisa e puntuale per quanto riguarda questi punti più critici che abbiamo individuato.